ritrovati, tante e diverse le notizie che troverete all'interno del nostro TG, ma cominciamo dai titoli. Inchiesta sui fondi cultura della Regione Calabria, 9 avvisi di garanzia tra gli indagati. Adriana Toman, compagna del presidente Oliverio, è accusata di avere compiuto reati sfruttando la propria posizione. In una conferenza stampa tenuta a Roma nella Camera dei Deputati, Iole Santelli e Roberto Chiuto attaccano il presidente della Commissione Antimafia. Ha organizzato, hanno detto, un'imboscata ai danni del sindaco di Cosenza. Il Consiglio Comunale di Cosenza ha scelto il sito dove dovrà essere costruito il nuovo ospedale. Si tratta della zona in cui sorge il Mariano Santo. 3 soli i voti contrari. Un imprenditore cosentino è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di bancarotta fraudolenta. Avrebbe distratto fondi per 7 milioni di euro. È stato estradato dalla Spagna, dove si trovava detenuto il capo Cosca di Gioia Tauro, ritenuto dagli inquirenti uno dei maggiori importatori di droga dal Sud America. Oggi è l'ultimo giorno utile per presentare emendamenti al testo licenziato dal Consiglio dei Ministri. Si lavora all'istituzione di una task force per controllare le strutture commissariate. Primo turno nei gironi dei play-off di Serie C. La Regina passa davanti a 15.000 spettatori. Il Rende pareggia a Potenza e viene eliminato. Ben ritrovati dalla redazione del TG10. In primo piano, lo avete sentito anche dai nostri titoli, l'inchiesta coordinata dalla Procura di Catanzaro sui fondi destinati ad iniziative culturali della Regione Calabria. 9 gli avvisi di garanzia notificati dalla Guardia di Finanza, tra gli indagati anche la compagna del governatore. Vediamo. C'è anche Adriana Toman, compagna del presidente della regione Mario Oliverio, tra le 9 persone a cui la Guardia di Finanza ha notificato gli avvisi di garanzia. Gli indagati, accusati a vario titolo di turbata libertà degli incanti in riferimento all'assegnazione dei contributi per la realizzazione di iniziative culturali inerenti l'anno 2016 nell'ambito di una selezione indetta dal Dipartimento regionale Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura, e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente con riguardo all'affidamento da parte del Dipartimento regionale Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura nell'anno 2017 di contributi per il Fondo Unico Cultura. Al centro dell'inchiesta, coordinata dalla Procura di Catanzaro, ci sarebbero fondi per oltre 600.000 euro. La notizia era trapelata nei giorni scorsi, dopo che la Guardia di Finanza aveva avviato la notifica dei provvedimenti. Adriana Toman è accusata di aver commesso reati sfruttando la posizione goduta in seno alla Regione Calabria per essere la compagna del presidente Oliverio, che non è indagato. E ci spostiamo a Roma perché c'è stata una conferenza stampa alla Camera dei Deputati. Iole Santelli e Roberto Chiuto attaccano il presidente della Commissione Antimafia. Ha organizzato, hanno detto nel corso dell'incontro con i giornalisti, un'imboscata ai danni del sindaco di Cosenza. Vediamo. Lo scontro è durissimo, da una parte c'è Forza Italia, dall'altra il presidente della Commissione parlamentare antimafia, in mezzo alla vicenda giudiziaria del sindaco della città dei Bruzzi. Il luogo scelto, la Camera dei Deputati, il mezzo, la conferenza stampa animata da Iole Santelli, Roberto Chiuto e Giorgio Mulè. Parole pesanti quelle utilizzate dai 3 parlamentari nei confronti di Nicola Morra, definito come colui il quale avrebbe ordito l'imboscata. È proprio questo il termine utilizzato nei confronti del sindaco di Cosenza. Sia Chiuto che Santelli raccontano di aver rintracciato documenti, tra cui un verbale della Guardia di Finanza, nei quali si dice che Morra il 20 febbraio scorso, quando ancora non ricopriva l'incarico di presidente dell'antimafia, si è recato nella caserma della Guardia di Finanza alle ore 22 per depositare un DVD contenente una intercettazione ambientale avvenuta nel soggiorno di casa sua. I 3 hanno continuato raccontando che
5 giorni prima Morra aveva invitato a casa sua Giuseppe Cirò, ex capo della segreteria del sindaco Chiuto, denunciato da quest'ultimo dopo aver scoperto una serie di rimborsi illeciti ai danni dell'amministrazione comunale, trasformato per l'occasione, hanno commentato Santelli, Occhiuto e Molè in delatore. I 3 esponenti di Forza Italia citano una serie di fatti, circostanze e coincidenze che chiamano in causa un maresciallo della Guardia di Finanza e il procuratore aggiunto della Procura di Cosenza. Entrambi, sempre a detta dei parlamentari di Forza Italia, avrebbero avuto un ruolo attivo nella vicenda. Gli stessi da un po' di tempo risultano in servizio con mansioni diverse presso la Commissione Antimafia. Santelli ha concluso dicendo di non essere interessata a rimestare nel torbido, ma al rispetto delle istituzioni. Da Roma a Cosenza, dove il Consiglio Comunale ha scelto il sito dove dovrà essere costruito il nuovo ospedale della città dei Bruzzi. Si tratta della zona dove è ubicato il Mariano Santo. 3 soli i voti contrari. Vediamo. Il nuovo ospedale di Cosenza dovrà essere costruito nell'area compresa tra Viale della Repubblica e Contrada Muoio Piccolo, dove oggi sorge l'ospedale Mariano Santo. Lo ha deciso il Consiglio Comunale di Cosenza, 3 i voti contrari. Nel documento presentato dai consiglieri della piattaforma e approvato dall'Assise Municipale si precisa che il sito scelto era già previsto dal vecchio piano regolatore generale e dal nuovo piano strutturale comunale. Parte ora la nuova sfida alla Regione che, dicono i consiglieri della piattaforma, non ha più scuse. Ora aggiungono: vogliamo vedere se il finanziamento tanto sbandierato esiste davvero e se esiste possono essere avviate sin da subito le procedure per l'indizione della gara d'appalto. Una lunga storia quella dell'ubicazione del nuovo ospedale, in cui si è rischiato di perdere ingenti risorse pubbliche. Da stasera a caso chiuso, vedremo. È finito ai domiciliari Franco Ippolito Chiappetta, imprenditore cosentino accusato di bancarotta fraudolenta. Avrebbe distratto circa 7 milioni di euro da alcune aziende operanti nel settore della produzione di bitumi e calcestruzzo. Vediamo. Attraverso contratti d'affitto e cessioni di ramo d'azienda avrebbe distratto cespiti aziendali e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 7 milioni di euro a vantaggio di una società di nuova costituzione, sempre riconducibile allo stesso indagato. Con questa accusa la Guardia di Finanza di Cosenza ha arrestato e posto ai domiciliari un imprenditore cosentino, Franco Ippolito Chiappetta, inoperante nel settore della produzione di bitumi e calcestruzzo. Contestualmente i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno eseguito il sequestro preventivo dei 2 complessi aziendali oggetto delle condotte illegali. Le indagini svolte anche mediante l'ausilio di intercettazioni telefoniche, accertamenti bancari e minuziose ricostruzioni contabili avrebbero evidenziato che l'indagato ha posto in essere nel tempo condotte di bancarotta fraudolenta. Lo stesso schema fraudolento sarebbe stato replicato con un'altra società dichiarata fallita nei giorni scorsi dal Tribunale di Cosenza, il cui patrimonio sarebbe stato svuotato attraverso contratti di fitto e cessioni di ramo d'azienda. Il provvedimento emesso dal GIP su richiesta della Procura cosentina. Estradato dalla Spagna, il boss Rosario Grasso, ritenuto il capo dell'omonima cosca e tra i più importanti trafficanti di droga d'Europa. Vediamo. È ritenuto il capo della cosca Cacciola Grasso, tra i più importanti trafficanti di droga in Europa. Rosario Grasso, 37 anni, di Gioia Tauro, è stato estradato dalla Spagna, inserito nell'elenco dei latitanti più pericolosi. Era stato arrestato a Madrid il 6 marzo scorso. Secondo l'accusa era lui a gestire direttamente i contatti con gli esponenti dei cartelli dei narcos colombiani e venezuelani. Al momento della cattura Grasso si trovava in compagnia di un altro latitante, Giuseppe Di Marte, che è stato già estradato. L'arresto dei 2 è arrivato a conclusione delle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria dopo l'operazione Ares, che il 9 luglio scorso ha disarticolato le cosche tra loro contrapposte dei Cacciola Grasso e dei soli Cacciola, individuati per la prima volta. Nell'indagine Ares, condotta dai carabinieri di Gioia Tauro tra il 2017 e il 2018, Grasso è accusato dalla Procura Reggina di essere stato il promotore e organizzatore della cosca. Avrebbe
impartito direttiva e finanziato attività criminali, il latitante, estradato oggi, è destinatario anche di un altro provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal GIP di Reggio Calabria su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. La sua figura infatti era emersa nelle indagini della squadra mobile Regina nell'operazione internazionale European 'Ndrangheta Connection, portata a termine nel dicembre scorso da Polizia di Stato e Guardia di Finanza e da forze di polizia europee con il coordinamento di Eurojust ed Europol. All'arrivo di Rosario Grasso, accompagnato dal personale della Criminal Pol a Fiumicino, sono state espletate le formalità dell'arresto negli uffici della Polizia di Frontiera Aerea e successivamente il 37enne è stato condotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. E facciamo un passo indietro, torniamo alla conferenza stampa a Roma dei deputati di Forza Italia, Iole Santelli, Roberto Chiuto e Mulè, che attaccano, come vi abbiamo riferito, il presidente della Commissione Antimafia. C'è la risposta di Nicola Morra: il mio operato è trasparente, sfido a dimostrare il contrario in tribunale. Lo dice appunto il presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra, replicando alle affermazioni fatte durante la conferenza stampa organizzata dal deputato Roberto Chiuto, dalla vicepresidente della Commissione Iole Santelli e dal parlamentare Giorgio Mulè di Forza Italia. E poi ancora dice appunto Morra: se mi accusano di un complotto nei confronti del sindaco di Cosenza Mario Chiuto, li sfido apertamente in tribunale a dare seguito alle loro dichiarazioni, così come io farò seguito alle loro dichiarazioni di associazione a delinquere rivolte nei miei confronti, di un magistrato e di un sottufficiale della Guardia di Finanza. Queste le dichiarazioni del senatore del Movimento 5 Stelle. Proseguiamo con la pagina di cronaca, ci spostiamo a Corigliano, dove i carabinieri hanno arrestato 3 persone, 2 cittadini romeni e un rossanese, per aver compiuto una rapina in stile arancia meccanica. Vediamo. Li hanno bloccati agli imbarcaderi di Villa San Giovanni 3 protagonisti della rapina in stile arancia meccanica avvenuta nei giorni scorsi nel comune di Corigliano Rossano. I carabinieri della compagnia di Corigliano hanno arrestato 3 uomini, 2 romeni e un rossanese, con l'accusa di rapina aggravata in concorso e detenzione di arma comune da sparo. I 3 nella serata dell'8 maggio si sono intrufolati all'interno di un'abitazione nel centro dello scalo coriglianese e, dietro la costante minaccia di una pistola, hanno costretto fratello e sorella a racimolare tutti i contanti a disposizione per consegnarli ai rapinatori. 800 euro circa il bottino in cambio della loro incolumità. Poi i 3 uomini a bordo di una Ford Focus Station Wagon con targa straniera sono fuggiti, ma i militari, grazie alla prontezza di una delle vittime che ha fotografato non solo i rapinatori durante la fuga ma anche la targa dell'autovettura, sono riusciti a risalire ai responsabili e, grazie al supporto dei colleghi, individuare e rintracciare lungo il percorso i malviventi in fuga verso Reggio Calabria, cercando di anticiparne le mosse. A Villa San Giovanni, infatti, i militari avevano intensificato i controlli con posti di blocco e sono riusciti a fermarli. Alla vista dei carabinieri hanno tentato un'ultima disperata fuga, cercando di speronare le auto dei militari, fuggendo poi a piedi per le strade limitrofe. Alla fine però i 2 cittadini romeni sono stati bloccati e ristretti presso il carcere di Reggio Calabria su disposizione della procura. Stessa sorte per il rapinatore di Rossano, che si era barricato in casa ma è stato rintracciato e bloccato e tradotto presso la casa circondariale di Castrovillari. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Rintracciato dai carabinieri l'autore dell'accoltellamento avvenuto in un circolo privato di Spezzano Albanese nel Cosentino. L'uomo è stato denunciato, dovrà rispondere di lesioni personali. La vittima invece è ricoverata in prognosi riservata nell'ospedale di Castrovillari. Alla base del ferimento una lite degenerata quando uno dei protagonisti con un coltello da cucina ha colpito allo stomaco il proprietario del circolo.
4 persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica dai NAS dei Carabinieri di Cosenza. Si tratta di un veterinario impiegato presso un'ASP calabrese e di 3 allevatori. Il veterinario, incaricato di effettuare i controlli nelle 3 aziende, avrebbe redatto con il concorso degli allevatori dei verbali falsi in cui attestava il prelevamento di campioni ematici per tutti i capi di bestiame, quando invece il sangue proveniva da un solo animale. Tutti e 3 gli allevamenti, dal valore totale di circa 200.000 euro, sono stati sottoposti a sequestro. Auto in fiamme all'interno di un'auto rimessa a Pizzo nel Vibonese. Sul posto i vigili del fuoco che hanno evacuato a scopo cautelativo l'intero palazzo. Al termine dell'intervento, dopo aver constatato l'assenza di danni strutturali all'immobile, gli inquilini hanno fatto ingresso nelle proprie abitazioni. Rubava nei cantieri del porto di Villa San Giovanni. Arrestato dalla polizia il dipendente di una cooperativa che opera nello scalo. L'uomo, un 46enne, durante il turno di notte portava via materiale edile. È stato sorpreso in flagranza di reato a seguito di una serie di denunce presentate dai responsabili di alcuni cantieri aperti nell'area ferroviaria. La primavera tarda ad arrivare, cambiamo decisamente argomento, tra l'altro ce ne siamo accorti tutti di questo ritardo della primavera, temporali, venti forti e neve sui monti, il maltempo sta interessando in queste ore la Calabria, previsto tra l'altro un forte calo delle temperature nelle prossime ore, vediamo. Ancora scampoli d'inverno in Calabria con piogge e temporali in arrivo in queste ore che ci accompagneranno anche nei prossimi giorni, temperature sotto la media stagionale. Insomma, la primavera non arriverà almeno per qualche altro giorno con peggioramenti in vista delle condizioni meteo. Guardate sulla SS 107 Silana Crotonese, grandinate e fiocchi di neve. Immagini inusuali per questo periodo dell'anno, soprattutto alle nostre latitudini. Un deciso rinforzo dei venti e un forte calo delle temperature sta interessando in queste ore le coste tirreniche e ioniche. Le condizioni potrebbero peggiorare. L'allerta rossa per l'alluvione che sta colpendo Marche ed Emilia-Romagna potrebbe spostarsi a sud. Previsti forti temporali che colpiranno anche la Calabria. Secondo gli esperti il picco del freddo però arriverà domani pomeriggio. Le temperature piomberanno su valori tipici di gennaio su gran parte del paese. Insomma, mettiamoci l'anima in pace, l'estate tarderà ad arrivare e per chi ama la montagna si potrà godere ancora un po' di neve. La sanità, adesso torniamo ad occuparci del decreto Calabria. Oggi scadono i termini per la presentazione degli emendamenti al testo, ma non è escluso l'inserimento di nuove norme. Si pensa ad una task force di esperti per controllare l'attività clinica delle strutture sanitarie commissariate e fare il punto sulle mancanze di personale. Così anche l'attività di medici, infermieri e tecnici sarà messa sotto osservazione. Vediamo. Il decreto Calabria varato dal Consiglio dei Ministri a Reggio Calabria adesso dovrà essere convertito in legge. Oggi l'ultimo giorno per presentare gli emendamenti al testo, ma a quanto pare si punta ad arricchire la norma. Non ci sarà solo uno stretto controllo sull'operato dei manager delle aziende sanitarie ospedaliere da parte del commissario ad acta, ma al vaglio del Ministero della Salute ci sarebbero altre ipotesi, come ha detto il sottosegretario Armando Bartolazzi durante la discussione in Commissione Affari Sociali per la conversione in legge del decreto Calabria. Si pensa ad esempio ad una task force di esperti per controllare l'attività clinica delle strutture sanitarie commissariate e fare il punto sulle mancanze di personale. Un'ulteriore azione di verifica dunque concordato sempre con il commissario ad acta delle prestazioni erogate, dei servizi che richiedono implementazione e dei servizi da rimodulare per ottimizzare le risorse tecniche e umane esistenti, e così anche l'attività di medici, infermieri e tecnici sarà messa sotto osservazione. Tra poco sapremo quale sarà il testo definitivo, ma intanto, in attesa che il decreto produca gli effetti sperati e promessi, cioè una sanità che possa garantire ai LEA i livelli essenziali di assistenza senza sprechi e disservizi, la situazione nelle strutture sanitarie della regione continua ad essere difficile. Sul Tirreno Cosentino poi c'è molta preoccupazione, pochi i medici negli ospedali e i sindaci del Tirreno lanciano l'allarme per la paventata ipotesi di ulteriori tagli alla sanità pubblica. C'è il rischio che venga soppressa la postazione
prestazione di medico dal 118 e così le ambulanze avrebbero a bordo solo l'autista e un infermiere. Ma cosa accadrebbe in caso di interventi per incidenti stradali oppure per altri soccorsi che richiedono la presenza e la competenza di un medico? I sindaci si mobilitano per scongiurare il rischio, anche perché con la stagione estiva ormai alle porte ci sarà un incremento di prestazioni sanitarie di emergenza, ma senza medici sarà difficile, molto difficile, dare risposta alle esigenze di cura dei cittadini. Siamo alle iniziative, cominciamo dalla presenza di Capitano Ultimo in Calabria, è stata data la cittadinanza onoraria ad Orso Marso, ma non solo, vediamo. Da 26 anni Sergio De Caprio, toscano di Montevarchi, ha sepolto il suo viso dietro un passamontagna, necessario per poter continuare le sue attività investigative, per permettersi l'invisibilità e fare quei pedinamenti che hanno portato ad importanti successi contro la mafia. Con il suo nome di battaglia, Capitano Ultimo è testimonianza di una vita da braccato, di un'esistenza dove il pericolo è compagno di viaggio quotidiano, perché Cosa Nostra gliel'ha giurata dopo la cattura di Totò Riina, e lui sa perfettamente che certe promesse non vanno in prescrizione. Oggi, che intanto è stato promosso colonnello e non ha mai fermato la sua attività di investigatore totalmente dedito alla lotta alla mafia, malgrado i suoi successi siano stati affiancati da non poche amarezze e da ripetuti tentativi di delegittimazione, rimane per tutti il Capitano Ultimo, modello di riferimento per tanti giovani che, così come oggi a Vibo Valentia durante l'incontro con gli studenti del liceo classico, vedono in lui un riferimento di legalità. E che senso ha stare tra i ragazzi? Ha il senso di presentarsi alle persone per le quali abbiamo lavorato, a dare spiegazioni di quello che abbiamo fatto, riconoscendoli a loro il massimo grado possibile, la massima autorità possibile, perché sono i nostri figli, sono il nostro presente, sono il futuro, sono il generale che abbiamo nel cuore e a cui dobbiamo tutto. Chi è il Capitano Ultimo? Uno di quei ragazzi che ha lasciato il suo paese, la sua famiglia, per donarsi agli altri, ha combattuto e ora spera di ritornare a essere il nulla che era quando è partito. E i ragazzi cosa dire? Hanno un futuro da progettare e da immaginare. Ai ragazzi gli dico, come dico a tutti, che noi siamo a disposizione per costruire il futuro che loro vogliono, non quello che piacerebbe a noi o ad altri, per stargli accanto se lo ritengono loro, nel modo che vogliono loro, non come piace a me. Siamo allo sport, primo turno nei gironi di play-off di Serie C, la Regina passa davanti a 15.000 spettatori, il Rende pareggia a Potenza e viene eliminato. I particolari nel nostro servizio. I play-off continuano per la Regina, mentre il Rende si ferma allo 0-0 di Potenza. Gli Amaranto Dicevoli superano non senza difficoltà l'ostacolo Monopoli, sfruttando al massimo il vantaggio guadagnato in campionato sui rivali pugliesi. Il pareggio, maturato nei 90 minuti disputati al Granillo, davanti a 14.000 spettatori, promuove i padroni di casa, che mercoledì se la vedranno con il Catania in trasferta. La squadra di Scienza, come previsto, non fa da sparring partner. Il primo tempo è molto combattuto e gli ospiti, obbligati a vincere per passare il turno, giocano meglio, creando qualche pericolo per la porta di Confenti, che al 37esimo capitola sul calcio di punizione battuto da Scoppa, l'ex Catania Gele Granillo, che riprende fiducia nella ripresa quando gli Amaranto, pur senza strafare, sembrano meno frenati, e Gasparetto è andare vicino al gol con un colpo di testa che sfiora la traversa, ma la rete del pareggio la segna Ungaro, che raccoglie una respinta dalla difesa e inventa una conclusione della Cineteca che scavalca Pissardo e finisce in gol. È il finale immaginato dai tifosi, che fanno festa e incitano la squadra, chiamata adesso a compiere un'impresa al Massimino. E adesso parliamo di Mamma Natuzza. Ieri la festa della mamma, paravati tantissime persone, come ogni anno si sono date appuntamento, tra l'altro in un anno importante che è quello dell'inizio della causa di beatificazione per Natuzza Evolo. Vediamo. Le condizioni del tempo non hanno fermato la moltitudine di fedeli che non ha rinunciato a partecipare presso la grande spianata della Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime alla tradizionale raduno dei cenacoli di preghiera che ogni anno a Paravati coincide con la festa della mamma, così come fu
fu nel desiderio di Natuzza Evolo. Tutto si è svolto secondo tradizione, dopo la processione per le vie del paese della statua, a suo tempo realizzata secondo le precise indicazioni della mistica, che così ha detto di averla vista nelle sue apparizioni, si è tenuta la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Monsignor Luigi Renzo. Il vescovo ha colto l'occasione per fare nel corso della omelia un importante annuncio. Dopo l'apertura della causa di beatificazione, la Congregazione delle Cause dei Santi ha dato parere positivo al questionario da seguire nell'istruttoria e quindi a breve inizierà da parte del Tribunale diocesano l'ascolto dei testimoni. Voglio informarvi che la causa di beatificazione sta facendo già i primi passi, perché la Congregazione della Causa dei Santi ha dato il nulla osta al questionario da seguire nell'istruttoria e quindi a breve inizierà l'ascolto dei testimoni. Con l'aiuto del Signore il processo comincia a prendere quota. Subito dopo la celebrazione eucaristica, le migliaia di pellegrini giunti da ogni parte d'Italia si sono fermati per visitare e pregare davanti alla Sacra Effigie della Madonna e alla tomba di Mamma Natuzza. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Inizio settimana all'insegna dell'instabilità a causa della presenza di una goccia fredda in quota che manterrà anche le temperature sotto le medie del periodo. Domani ancora nubi sparse con possibili rovesci, anche temporaleschi, in modo particolare nelle zone interne e nelle ore centrali. Temperature sotto le medie del periodo. Analizziamo lo stato di mari e venti. Domani mari generalmente mossi, venti deboli o moderati, mediamente dai quadranti occidentali. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie a regia, Michele Cava, immesso in onda, Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.